Signore e signori, buonasera dal Pavillon Ateneu di San Sadurní d'Anoia in Catalogna, Spagna. Tra qualche minuto la semifinale del campionato europeo Under 17 di hockey su pista maschile. Di fronte le vedete già schierate al centro della pista le formazioni di Spagna e Italia. È la seconda semifinale di questo campionato europeo, la prima è già andata in archivio, è stata una bellissima partita tra Portogallo e Francia. Hanno vinto i portoghesi per 2-0, ma hanno veramente fatto tanta fatica contro una Francia che si è difesa con grandissima forza ed è capitolata soltanto nella seconda parte della ripresa. Vediamo subito le formazioni di questa sera. Gli arbitri intanto li vedete al centro: Teofilo Casimiro alla destra del vostro teleschermo, Loclemen francese all'estrema sinistra, in centro i due arbitri Daniel Villar Spagna che sarà l'ausiliario e Carlo Iorio che sarà invece l'addetto ai 45 secondi. Casimiro è portoghese, Lemen è francese. La formazione della nazionale azzurra: con il numero 10 Marco Mugnaini, con il 2 Giovanni Tagliapietra, con il 4 Marco Tomba, con il 5 Angelo De Bari, con il 6 Paolo Colamaria, con il 7 Alessandro Uva, con l'8 Claudio Bracali, con il 9 Francesco Carrieri, con l'11 Mattia Polverini e con il 20 Ernesto Maggi. L'allenatore è Massimo Giudice, che ha lasciato in tribuna Filippo Poletti e Antonio Tagliapietra. La Spagna invece è sostenuta ovviamente dal tifo del pubblico, con il numero 1 Eloy Mejino, con il numero 2 Biel Nadal, con il 3 Carles Casas, con il 4 il capitano Jacobo Copa, con il 5 Michele Scala, con il 6 Adam Goussinier, con il 7 Alex Ortigosa, con il numero 8 Xavier Armengol, con il numero 9 Pau Andreu, con il numero 10 Jan Garcia. L'allenatore è il madrilegno Carlos Cortijo. Molto semplice inquadrare la partita: chi vince va in finale. In caso di parità i tempi supplementari saranno di 3 minuti ciascuno. Sarà una partita lunga, difficile ed equilibrata. L'Italia ieri ha vinto 11-0 contro l'Inghilterra nei quarti, la Spagna ha fatto altrettanto con Andorra, 11-0. Dunque entrambe le squadre vengono da una larga vittoria. La Spagna ha vinto il suo girone faticando soltanto con la Francia, battuta per 4-2. L'Italia invece è arrivata seconda nel gruppo B, sconfitta dal Portogallo per 2-0. Portogallo che è la prima finalista, lo ricordiamo, di questo campionato europeo. La seconda uscirà da questo attesissimo incontro. Rumorosa clac di tifosi azzurri, li vedete al centro del teleschermo, proprio sopra a quella che è in questo primo tempo sarà la panchina azzurra. Azzurri che giocano come ospiti e che quindi batteranno la prima pallina della partita. Andiamo a vedere anche quelli che sono i quintetti non appena le squadre si schiereranno. Per quanto riguarda l'Italia c'è il recupero pieno di Alessandro Uva, che ieri era rimasto prudenzialmente a riposo, anche se in realtà il risentimento era minimo. Stessa cosa per Giovanni Tagliapietra, che invece era uscito nel secondo tempo e non era più rientrato. Tutto a posto per entrambi. Ora grido di battaglia da una parte e dall'altra. Cominciano gli spagnoli e poi arriveranno gli azzurri e sarà battaglia per 40 minuti qui sulle mattonelle grigie dell'Ateneu di San Sadurní d'Anoia, sede di questo 41esimo campionato europeo Under 17 maschile, che si avvia alla conclusione. Oggi questa è l'ultima partita della giornata, domani ci saranno le finali a partire dalle ore 15. Dunque tutto pronto quasi, il signor Casimiro aspetta già le squadre, possiamo cominciare a valutare i quintetti delle due nazionali che daranno vita a questa gara. Per quanto riguarda gli azzurri, in porta con il numero 10 Marco Mugnaini, gli esterni sono quelli del quintetto ormai collaudato, vale a dire con il numero 2 Tagliapietra, con il 6 Colamaria capitano, con il 7 Alessandro Uva, con l'8 Claudio Bracali. Per quanto riguarda invece la Spagna, in porta con il numero 1 c'è Eloy Mejino, con
i compagni di squadra, il numero 4 Jacopo Coppa, capitano, il numero 5 Michele Scala, il numero 8 Xavier Armengol e il numero 9 Pau Andreu. Questa è la squadra della Spagna. Da segnalare il miglior marcatore di questa formazione, un figlio d'arte, Xavier Armengol, il padre bandiera del Voltregà, tra l'altro presente in tribuna. L'idolo di casa invece è il più giovane della compagnia, l'unico 2007 schierato dalla Spagna, il numero 9 Pau Andreu. Partiti con l'Italia che gioca questa prima pallina in avanti con Bracali che deve resistere alla carica di un avversario. Trova Uva prova ad andare via, viene fermato con la forza e con l'opposizione da Armengol. Dalla parte opposta ci prova subito la Spagna a mettere in mezzo, buona la difesa. Il tentativo è stato di Ortigosa, anzi scusate, di Escala. Perde palla ora la nazionale azzurra con il capitano. Subito pressing abbastanza alto, non lascia tempo per ragionare la formazione azzurra. Ora è Bracali che si oppone al giocatore più pericoloso, come abbiamo detto, anzi al numero 4 Coppa, il capitano. Andreu, largo ancora per Coppa. Vediamo un attimo quale sarà l'atteggiamento delle due squadre. Abbiamo visto subito l'Italia marcare alta, Spagna che al contrario del Portogallo cerca un gioco più ragionato. Il Portogallo ha puntato molto sul proprio capitano che peraltro ha risolto problemi anche oggi. Parte l'Italia, c'è una possibilità di 3 contro 2 con Uva fa tutto da solo, supera un avversario, non il secondo, lo ferma molto bene Jacopo Coppa. Buona percussione da parte dell'attaccante azzurro. Dall'altra parte Mugnaini dice di no a Pau Andreu. Inizio vivace, intanto c'è subito una caduta da parte di Andreu, una pallina buttata via da Bracali. Bisogna giocare con calma. Scintilla in mezzo all'area tra Colamaria e Andreu, con il giocatore spagnolo che tende ad accentuare ogni minimo contatto, evidentemente alla ricerca di provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano azzurro. L'Italia ha 2 giocatori con una sola espulsione, quindi a rischio piuttosto limitato per ora di saltare la finale di domani. Ricordiamo che con 3 cartellini blu accumulati in più partite si salta un turno. Uva, andati quasi 2 minuti nel corso del primo tempo, un altro passaggio non preciso in fase di costruzione di gioco. Difesa spagnola che ora può ricostruire con gli azzurri che tornano come prima a schiacciare un po' il portatore. Attenzione, c'è questo spazio per la Spagna, il gol con la pallina sotto all'incrocio dei pali da parte del giocatore numero 5 Miguel Escala. Un errore in copertura della difesa, è andato via Escala con il blocco di cui è stato vittima Uva, non ha chiuso sul secondo uomo Tagliapietra e dopo 1 minuto e 59 secondi la Spagna con Escala al quinto gol stagionale si porta in vantaggio 1-0 dunque per i padroni di casa. Ora vedremo la reazione degli azzurri. Colamaria, un altro passaggio in mezzo sbagliato, intervento pulito da parte di Bracali, poi c'è forse la spinta alla balaustra di Armengol. Attenzione, ancora la Spagna nel cuore dell'area azzurra, bisogna rimanere in equilibrio e non perdere la testa. Bracali trova la deviazione fuori pista di Armengol, punizione per l'Italia appena finita sotto per 1-0 e ha rischiato anche di prendere il secondo gol. Colamaria, bello il movimento per Bracali, Bracali ha subito però 2 uomini addosso, cade a terra ma non c'è fallo. Perde la pallina la formazione azzurra. Andreu, Coppa, da questi all'autore del gol proprio Escala, Armengol. Attenzione all'alza e schiaccia con Uva che esce dalla propria area, però deve fare tutto da solo perché non c'è nessuno, riesce a mantenere il possesso di sfera, arriva a dargli una mano Colamaria. Uva preferisce le vie esterne per Bracali, c'è Tagliapietra che parte da lontano, prova a scendere sulla destra, buono il movimento per Colamaria, forse c'era un tocco di pattino
e invece c'è un fallo di squadra fischiato contro gli spagnoli. Attenzione perché Colamaria si è già scontrato con diversi giocatori, in questo caso a rimanere a terra è Armengol. È stato fischiato il fallo di squadra, fallo in ripartenza, l'arbitro era a 2 passi, si rialza senza problemi Armengol, anzi scusate, si tratta, sì, è Armengol, il numero 8 della Spagna, che va immediatamente in mezzo all'area, proprio marcato da Colamaria. Attenzione a non cadere nelle provocazioni, ovviamente il pubblico accentua ogni protesta degli spagnoli, ce ne sono già state 3 in appena 3 minuti. E Scala deve uscire dalla zona difensiva in 10 secondi e a buon gioco il pressing azzurro, perché la Spagna butta via la pallina e la sfera sarà di nuovo per l'Italia. 16:34 ancora da giocare, un'eternità, partita peraltro estremamente spezzettata in questa prima fase, con la Spagna che, lo ricordiamo, vince per 1-0 con il gol dopo 1:59 di Escala, una bella penetrazione, un gol sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per Marco Mugnaini. Colamaria, buono il movimento per Tagliapietra, che però non riesce ad andare al tiro, cade il giocatore spagnolo, però Mugnaini non trova l'apertura giusta, si era fermato Tagliapietra. Uva, ancora Tagliapietra, lascia Uva, prova l'inserimento, copre bene Copa che lo porta alla balaustra. Colamaria prova l'ingresso laterale, Colamaria deve però stare attento perché arrivano sempre al raddoppio puntualissimi i giocatori spagnoli. Bracali, la conclusione, il primo tiro degli azzurri. Bracali va a riprendere la respinta, riesce a dare all'indietro, il passaggio però è troppo corto. Attenzione Andreu, contropiede 2 contro 2, Andreu con Armengol, ci prova Andreu sul primo palo, è pronto Bracali, ancora Andreu, si accentra, ancora Bracali a dire di no, troppa libertà però per il giocatore numero 9 della Spagna. Ora Colamaria, fallo su di lui non rilevato, ancora un fallo da parte degli spagnoli non rilevato, secondo tocco sul bastone sotto gli occhi del direttore di gara, in questo caso andava fischiato il fallo di squadra. Riprende in velocità la Spagna e per poco non va al raddoppio, ma il gioco era fermo. Le Main, l'arbitro francese, sulla pallina, corre a attendere il fischio del direttore di gara. Si parte di nuovo, palla all'indietro per Andreu, il tiro della distanza di Andreu che colpisce Colamaria su una mano. Fischia il direttore di gara, la pallina è per gli azzurri, Colamaria rimane in pista senza problemi. E ora anche la Spagna prova il pressing alto sugli azzurri. Tagliapietra, si fa rubare la pallina da Escala. Copa, bisogna rimediare a questo problema. È gol, il rigore intanto su fallo di Bracali sull'inserimento di Escala. Era andato via bene il giocatore spagnolo, dicevamo bisogna rimediare e in qualche modo riuscire a mantenere il possesso di pallina. Troppi gli errori in controllo da parte degli azzurri. Ora vediamo se ci fanno vedere il replay di questa azione. Probabilmente no. Comunque c'era sembrato abbastanza evidente il fallo di Bracali in ritardo sul numero 5 e ora è Copa che si porta sul dischetto. 5-03, non ci sono provvedimenti disciplinari, è semplicemente un duello Copa contro Mugnaini per il possibile 2-0 della Spagna. Tutto pronto, parte Copa, la pallina sulla traversa, recupera lo stesso numero 4 ma rientra la difesa, quindi pericolo scampato questa volta per gli azzurri. Si rimane sull'1-0 ma bisogna cambiare marcia e soprattutto bisogna essere più incisivi in difesa e soprattutto più precisi in costruzione di gioco, perché fino a questo momento gli errori sono stati tutti errori regalati, palle regalate e non dovute a particolari azioni di pressing da parte della Spagna. Escala
all'indietro per Coppa, si allarga sulla destra, c'è spazio per il tiro Mugnaini e poi Colamaria fa tutto da solo. Colamaria gli ruba la pallina Armengol e parte subito il contropiede con Coppa, arriva la conclusione di Armengol, ma c'è anche l'intervento di Bracali. In difficoltà gli azzurri, attenzione al giro dietro porta indisturbato di Escala, velocissimo, pronto però con il bastone a terra Mugnaini. Taglia pietra per Bracali, ancora una pallina buttata via, recupera taglia pietra, in questo caso mette in mezzo, arriva Uva e commette fallo di squadra sul portiere. Secondo fallo di squadra fischiato ai danni degli azzurri, era anche entrato in lunetta, forse c'era stata una spinta da parte dei giocatori spagnoli, ma l'arbitro ha comandato il punizione in favore della Spagna, che conduce per 1-0, mentre c'è l'ennesima interruzione di gioco di questo primo tempo, ora per andare ad asciugare la pista. 13:42 ancora da giocare, non siamo ancora arrivati a metà, l'Italia è comunque in difficoltà abbastanza evidente, soprattutto nella gestione della pallina quando ne è in possesso. Il raddoppio costante dei giocatori della Spagna induce costantemente all'errore i portatori di palla italiani. Soltanto nell'ultima azione Tagliapietra era riuscito a recuperare una bella pallina che però non è riuscito a finalizzare né direttamente né attraverso un compagno. Finora un solo tiro in porta per gli azzurri, mentre Mugnaini si è dovuto disimpegnare in più occasioni. Ripartito il gioco, Armengol all'indietro per l'autore del gol Escala. Coppa fermato ora con Colamaria che può partire in contropiede, fa tutto da solo Colamaria, ma è bravissimo Coppa a rientrare dall'altra parte. Il contropiede ora per la Spagna con la doppia conclusione, la doppia parata, la palla che resta lì e finalmente l'arbitro fischia due volte. Mugnaini si è fatto fermare Colamaria perfettamente da Coppa, che si è incollato la pallina sul bastone e ha scatenato un contropiede davvero pericoloso con Escala, che ha tentato due volte di prendere la pallina. Ora c'è una pallina persa dagli azzurri all'angolo. 10 secondi sono trascorsi senza che gli azzurri riuscissero ad allontanare la sfera oltre la linea di centropista. Intanto si preparano un paio di cambi sulla panchina della Spagna, tutto fermo invece su quello degli azzurri. Armengol in velocità, quando partono in velocità così è difficilissimo tenerli. Armengol innalza e schiaccia, fa quello che vuole, si beve tutta la difesa totalmente passiva da parte degli azzurri. Guardate qua, Tagliapietra non riesce ad opporsi, nessuno va a chiudere e arriva il gol del 2-0 dopo 7 minuti e 10 secondi. Doppio vantaggio ora per la Spagna, meritato fino a questo momento. E andiamo a vedere anche i cambi. Spagna che ha messo dentro con il numero 6 Adam Gussigner e con il numero 3 Carles Casas, sostituendo Armengol e Escala, cioè i due autori dei gol. Entrambi, anzi no, scusate, Escala è ancora in pista, quindi è uscito Andreu. E attenzione, c'è un cartellino blu per Escala, fallo su Colamaria. 7 minuti e 27 secondi, 2 minuti a Escala. Vediamo se almeno in questa occasione la regia ci mostra il replay dell'azione e andremo a vedere chi va alla conclusione.
Non c'è il replay nemmeno in questa occasione. Tagliapietra che va sulla pallina. Palla del possibile 2-1 per gli azzurri. Tagliapietra contro Mejino. Subito dopo il gol del 2-0. Gli azzurri con questo tiro diretto hanno la possibilità di accorciare. Tagliapietra, il suo controllo, la alza e schiaccia però con la pallina che viene parata dal portiere. Occasione sprecata dalla formazione azzurra, era stata così anche contro il Portogallo, sempre sul 2-0. Sono errori che non si possono commettere. Ora Spagna che giocherà per 2 minuti con l'uomo in meno, ma azzurri che hanno sprecato una grandissima occasione per riportarsi sotto, per mettere pressione alla Spagna, per non consentire agli spagnoli di fare quello che vogliono. Tagliapietra ora impreciso il giro palla degli azzurri, non ha problemi in questo momento la difesa spagnola. Bracali mette in mezzo a cercare Tagliapietra, arriva prima il difensore spagnolo, poi dalla parte opposta va Casas, attenzione a Armengol, anzi a Andreu, di nuovo Casas, a buon gioco a tenere palla la Spagna, poi recuperano gli azzurri, c'è ancora tempo, 50 secondi ancora di superiorità numerica per l'Italia, ma bisogna muovere più velocemente quella pallina perché la difesa della Spagna fa 3 passi per volta. Tagliapietra prova a entrare lateralmente, la sua conclusione sul primo palo è preda di Mejino. Vediamo se c'è spazio e tempo per recuperare una pallina e giocare un'altra superiorità. Mancano 20 secondi, bello il taglio ma arriva prima Tagliapietra. 20 secondi scarsi per andare al tiro in superiorità. Collamaria, Bracali, meno di 10 ora. Sbagliato il passaggio di Collamaria e perde palla l'Italia. Veramente una pessima gestione in questo caso. Inizio terrificante degli azzurri in questa gara contro la Spagna. Tantissimi errori non causati dalla difesa spagnola. Ortigosa all'indietro per Casas, laterale per il capitano Copa. Scambiano i due a centropista. Pronto un cambio anche sulla panchina azzurra con Tomba pronto a entrare. Ruba palla Bracali, questa volta no, non c'era il fallo. Si inventa un fallo Loic Le Men in questo caso. L'intervento era stato pulito. 10, siamo a metà del primo tempo nonostante un tempo infinito. Fuori Tagliapietra, dentro Tomba. Primo cambio per gli azzurri. Time out anche chiesto da Massimo Giudice, ce n'è davvero bisogno perché l'Italia fatica a reggere il ritmo della Spagna. Fino a questo momento gli spagnoli hanno fatto in questa partita frammentatissima praticamente quello che volevano, aiutati da tanti errori non procurati da parte degli azzurri, molto imprecisi in fase di costruzione e in occasione del gol del 2-0 anche in fase difensiva. L'errore più grave rimane aver sprecato prima il tiro diretto per l'espulsione di Escala con Tagliapietra e poi il power play di 2 minuti praticamente senza andare a nessuna conclusione pericolosa. Vedremo se l'inserimento di Tomba darà un po' più di vitalità all'attacco azzurro. Collamaria, Bracali, Tomba e Uva con Mugnaini tra i pali. Dalla parte opposta vediamo come ha rimescolato le carte Cortijo, che ha già fatto diversi cambi. Vediamo in pista Casas, vediamo in pista il numero 6 Gussigner, vediamo il capitano Copa, ovviamente in porta Eloy Mejino. Ci manca un giocatore che è quello proprio sotto la nostra postazione, che è il numero 7 Ortigosa. Collamaria
prende in possesso questa pallina, in consegna questa pallina per Tomba. Bracali che sbaglia lo passaggio, incredibile, sbaglia lo stop. Gli azzurri che sbagliano le cose più elementari questa sera. Spagna che invece gioca con precisione e velocità a tutto campo, con repentini cambi di ritmo che mettono sulle gambe la difesa azzurra. Coppa all'indietro per Gussigner, va fin dietro la porta, prova a fermarlo Tomba, non ci riesce. Pallina all'indietro con la conclusione della distanza di Ortigosa, su cui si immolano gli azzurri, che recuperano questa pallina e riprovano a costruire un'azione con Tomba. Uva subito su di lui, Casas prova ad andare via in 1 contro 1, Uva lo ferma, Casas sfruttando anche il fisico, pallina persa. Tanto altro scontro con la Maria. Attenzione a Coppa dietro porta, gioca con la porta Coppa, poi cerca dalla parte opposta Ortigosa in un diagonale. Ortigosa viene in mezzo, c'è il numero 6 Gussigner che aveva tagliato, palla all'esterno per Casas. Coppa, fallo netto su Uva, una spinta da parte di Ortigosa rilevata dall'arbitro francese. È il primo fallo di squadra della Spagna, 2 ne ha commessi l'Italia, quindi partita corretta, o comunque con gli arbitri che non applicano un ritmo. Incredibile, ancora un errore, questa volta con la Maria, serve direttamente Ortigosa, poi tocca a terra e c'è un rigore in favore della Spagna. Questo davvero ci lascia molto dubbi, perché con la Maria non stava toccando terra, è andato in piegata ma senza toccare. Come sempre non ci sarà il replay da parte della regia spagnola, sembra che facciamo un torneo parrocchiale. Rigore dunque in favore della Spagna, è il secondo. Sul primo non avevamo dubbi, su questo ne abbiamo tantissimi, ma purtroppo non abbiamo la possibilità di vedere il replay. Ecco, vediamo il rigore sulla pallina, il tiro e il gol di Nadal. Il gol di Nadal per il 3-0 della Spagna. E la partita si mette davvero malissimo. Doppio cambio, fuori con la Maria e Uva, dentro De Bari e Polverini. C'è la Spagna tutta sulla panchina con il proprio tecnico, ma non è time out. Dunque dentro Polverini e De Bari al posto di Colamaria e Uva. Bracali, De Bari per Bracali, passati 5 secondi e dunque pallina persa ancora una volta, un errore banale da parte degli azzurri. 7:54 ancora da giocare, gioco, l'abbiamo detto, estremamente spezzettato. 3-0 per la Spagna sugli azzurri. Casas all'indietro per l'autore dell'ultimo gol, Nadal. Ortigosa, ancora Nadal, all'indietro per Ortigosa. La conclusione, c'è stata forse una deviazione, va a recuperare De Bari, subito in pressing la Spagna. Bracali perde palla, niente, non riusciamo veramente a uscire dall'area. Ancora Bracali va a riprendersi questa pallina, vediamo se si riesce a combinare qualcosa. De Bari che lotta con Gussigner, sempre a terra i giocatori spagnoli, costantemente, poi si rialzano immediatamente. Attenzione però, perché ora arriva in area come un treno Gussigner. La punizione è per l'Italia, perché la pallina è finita fuori.
time out richiesto dalla nazionale azzurra, è il secondo con cui Massimo Giudice prova a mettere ordine in una nazionale davvero, lo ripetiamo, in grandissima difficoltà, molto di più di quanto non lo sia stata contro il Portogallo, perché il gioco della Spagna è estremamente efficace. Quello del Portogallo era sì di grande superiorità ma sterile, diciamo così, e comunque lasciava spazio a qualche manovra. Qui praticamente non si riesce a costruire niente, è merito ovviamente del gioco spagnolo, della pressione che i giocatori spagnoli mettono sul portatore di palla italiano sistematicamente, immediatamente, con grandissima rapidità e in ogni punto della pista, ma c'è ovviamente una dose di imprecisione da parte degli azzurri piuttosto significativa. Ripartiamo però, perché il tempo per recuperare la partita c'è, è lunghissima questa gara, lo ripetiamo, stiamo giocando ormai da 25 minuti e siamo a 6,5 dalla fine, partita infinita. Nonostante 3 soli falli di squadra fischiati, ma ci sono stati 2 rigori, un tiro diretto, 2 rigori a favore della Spagna, il tiro diretto a favore dell'Italia. La Spagna 1 su 2 nella realizzazione, l'Italia 0 su 1. Ora Polverini deve passare il centropista, non ci riesce, anche questa volta tutto nato da un errore di retropassaggio. Si riparte con una punizione tra l'altro abbastanza pericolosa per la Spagna, con Gussigner e Nadal sulla pallina, poco distante anche Ortigosa, dietro porta Casas che ha chiamato la pallina sulla destra. Ortigosa, Nadal, all'indietro ancora Ortigosa, Casas, dietro porta senza pressione ora la Spagna. Nadal prova a superare De Bari, mette in mezzo la parata di Mugnaini che salva gli azzurri. Tentativo di deviazione peraltro da sottomisura di Casas che non è riuscito. Si riprende con una palla a 2 perché poi la pallina è rimasta sotto i gambali del portiere. Alla meglio l'Italia. Polverini, sbagliato il controllo, palla persa. Non siamo ancora riusciti a fare 3 passaggi in una sola azione. Nadal supera anche l'arbitro portoghese Casimiro. Gussigner, Ortigosa in accelerazione su Polverini, tiene il numero 11 azzurro. Nadal ancora, spara dalla parte opposta per Ortigosa, da Ortigosa in profondità per Gussigner. 5 secondi e perde palla questa volta la Spagna, regge bene la difesa italiana. Vediamo Tomba cosa riesce a fare. Subito un uomo su di lui, supera la linea di centropista. De Bari, Bracali, ancora Tomba, di nuovo Bracali, passaggio sbagliato, 5 secondi, palla persa. Time out chiesto questa volta da Cortijo, che cambia 3 giocatori, tiene in pista soltanto il portiere e uno degli esterni. Rientrano 4 dei titolari, Copa, Scala e Andreu, e l'altro in pista dovrebbe essere Ortigosa, che rimane in pista con il numero 7. Per l'Italia invece Bracali, Polverini, De Bari e Tomba a tentare di portare a conclusione questo primo tempo davvero molto molto complicato. 4,57 da giocare. La Spagna vince per 3-0, il gol di Scala dopo 1,59, il raddoppio di Armengol dopo 7-10, il 3-0 di Nadal su rigore dopo 11,55, in mezzo tra il secondo e il terzo l'occasione per Tagliapietra che ha sbagliato il tiro diretto.
e l'Italia che non è riuscita a gestire il power play. Tante occasioni per la Spagna, tantissimi errori in fase di costruzione per l'Italia. Si riparte con Ortigosa sulla pallina, uomini freschi per la Spagna. Coppa per Escala, 2 su di lui, recupera palla la nazionale azzurra, tomba Polverini prova ad andare da solo, perde la pallina immediatamente, poi la va a recuperare perché si addormentano momentaneamente, solo momentaneamente, anche gli spagnoli. Raddoppio azzurro, palla all'indietro, Escala, il tiro dalla distanza di Andreu è fuori di poco ma consente agli italiani di recuperare. Subito in pressing la Spagna, Bracali prova centrale, trova Tomba, dalla parte opposta De Bari, sbagliato il passaggio, pallina che esce dell'Italia, la rimessa in gioco ma deve immediatamente passare la linea di centropista la formazione azzurra perché è al limite dei 5 secondi. Bracali in avanti, trova Tomba che deve resistere all'attacco di Armengol, anzi di Andreu, non ci riesce, la pallina la prende Coppa, 3 contro 2 per la Spagna, attenzione a questo contropiede, Mugnaini si alza e con la spalla mette fuori. Ripartenze velocissime da parte degli spagnoli. Coppa, Escala dietro porta, ancora Coppa, chiama in causa Ortigosa, cambio campo per Andreu, non c'è spazio per il tiro, chiude bene Tomba, palla all'indietro, chiaro che la Spagna non ha nemmeno troppa fretta, 3 gol di vantaggio. Polverini ruba una bella pallina, poi però si allunga troppo la sfera e l'occasione sfuma, recupera Bracali. De Bari, bisogna passare il centrocampo perché esiste una regola dei 5 secondi, è la 10ª volta che ci caschiamo. Punizione in favore della Spagna, altra palla regalata dagli azzurri. Coppa per Ortigosa, all'indietro per Andreu. Ortigosa carica la conclusione, nessun problema da questo punto di vista per Mugnaini. Bracali prova a accelerare, chiudono subito gli spagnoli, già in difficoltà gli azzurri. De Bari perde palla, attenzione alla possibilità di andare al tiro, poi per fortuna gli spagnoli preferiscono costruire l'azione. Escala, Andreu si infila in area, Andreu ci mette la mano Mugnaini, ora il 2 contro 1 con Tomba che prova a superare Ortigosa, è più bravo il numero 7, attenzione dalla parte opposta, è già contropiede per la Spagna con Mugnaini che si prende un'altra pallina. De Bari, Bracali, Tomba prova a fare tutto da solo ma non riesce a superare 2 avversari. Cambio nella Spagna, fuori Escala e dentro Casas, eccolo qua che tocca la prima pallina. Ortigosa inalza e schiaccia, meno male che fischiano un fallo di squadra contro la Spagna. È il terzo per gli azzurri, punizione da posizione molto difficile ma bisogna prima asciugare la pista. 1,52 ancora da giocare, c'è una punizione, riprenderemo con una punizione in favore della Spagna. Ortigosa e Coppa che è il capitano, è l'unico non catalano di questa formazione, oltre all'allenatore che è madrileno. Jacopo Coppa è galiziano ed è il figlio dell'allenatore del Liceo La Corugna. Bello il passaggio per Ortigosa che entra bene
recuperano anche palla gli spagnoli. Copa, attenzione che la pallina rimane lì, la smanaccia in avanti Mugnaini, più veloce di tutti è Andreu ad andarla a prendere. Attenzione perché rimangono a terra due giocatori, sono Tomba e Coppa e Nadal, scusate, anzi è Casas. Nulla di grave per nessuno dei due, ma gli arbitri hanno giustamente fermato il gioco per verificarlo e si riprende con la pallina per la Spagna. Casas, passaggio all'indietro per Ortigosa. Andreu, ancora Ortigosa, lungo fraseggio spagnolo che poi accelera con Andreu, mette in mezzo, arriva per primo Mugnaini. Mattia Polverini vuol fare tutto da solo e alla fine commette un fallo che per fortuna viene punito solo col fallo di squadra, poteva andare molto peggio. Bracali prende il blu. Secondo blu per Claudio Bracali in questo campionato. Un blocco nei confronti di un avversario ancora causato da un errore di un compagno, come è successo nella prima partita, e ora vedremo se verrà rischiato un'altra volta. 19 minuti esatti, 2 minuti per Bracali e tiro diretto per Casas. Rischia di perdere il suo giocatore pilastro in difesa per questa partita l'Italia. Casas alza e schiaccia Mugnaini, subito dice di no, poi la pallina rimane nelle mani di Casas, anche fortunato in questo caso. 4-0, partita che va via veramente molto più facilmente di quanto probabilmente anche gli stessi spagnoli si sarebbero aspettati. Dentro di nuovo Giovanni Tagliapietra. ...57 secondi da giocare, 4-0 per la Spagna. Partita a senso unico fino a questo momento. Polverini prova Tomba, pallina che però è ancora una volta degli spagnoli. Attenzione, già in mezzo, ci mette una pezza De Bari sul passaggio al centro di Andreu. Nadal all'indietro per Ortigosa, largo per Andreu, ancora Ortigosa, ultimi 20 secondi da giocare, può tenere palla fino alla fine la Spagna. C'è un contrasto al limite dell'area con Polverini e Ortigosa. Casas in palla in mezzo, libera la difesa, la pallina però torna costantemente lì e finisce qui il primo tempo. Dunque Spagna 4, Italia 0, un primo tempo assolutamente a senso unico, tutto di marca spagnola. Due conclusioni appena degli azzurri, una pericolosa e l'altra su tiro da fermo. Per il resto tanta difficoltà a manovrare dalla parte opposta. Spagna sul velluto, già in vantaggio dopo 1,59 con Escala, al raddoppio 7-10 con Armengol, il rigore di Nadal per il 3-0, il tiro diretto di Casas per il 4-0. In più ci mettiamo un blu a Bracali che è il secondo di questo campionato e quindi Bracali difficilmente tornerà in pista per una semifinale che sembra già molto compromessa. Il rischio è che se prende un altro blu poi Bracali salti la finale di domani per il terzo posto contro la Spagna. Vedremo quale sarà la decisione degli azzurri. Noi ci fermiamo qui fra 8 minuti, di nuovo in collegamento dall'Olympic Ateneu di San Sadurní d'Anoia per Italia-Spagna, semifinale del campionato europeo Under 17 maschile.
Bentornati in diretta dal Pavillon Olympique dell'Ateneo di Sant Sadurní d'Anoia in Catalogna. Secondo tempo della semifinale europea Under 17 tra Italia e Spagna. Azzurri che devono compiere un'impresa per rimontare il 4-0 dell'andata, 4-0 costellato da un netto predominio degli spagnoli e da tantissimi errori in fase di costruzione del gioco da parte degli azzurri. Per provare in questa difficile impresa l'Italia schiera il capitano Paolo Colamaria, tagliapietra Carrieri, che è entrato proprio in questo secondo tempo, e De Bari davanti a Mugnaini. Avete visto la prima pallina recuperata dagli azzurri, ora tagliapietra prova ad andare sulla sinistra, gli toccano la sfera quel tanto che basta per allungargliela, subito in difficoltà la manovra azzurra. Carrieri recupera, prova dunque con un attaccante di razza il CT della nazionale Massimo Giudice. Carrieri, autore di una doppietta nella giornata di ieri, giocatore di area, punta vera. De Bari in avanti proprio per Carrieri, subito attaccato, ovviamente sconta, lo vedete immediatamente, diversi chili e diversi centimetri. Tagliapietra prova a buttare in avanti, non può far altro perché stava per scadere il tempo, la pallina è persa e recuperata dalla Spagna, che gioca con Nadal, Casas, Armengol e il numero 5 Escala. In porta dovrebbe esserci sempre Mejino, dopo controlleremo appena possibile. Errore difensivo degli azzurri, c'è un'autostrada per Nadal che per fortuna non trova lo spazio, avevano perso l'uomo nettamente i giocatori azzurri. Ora ci mettono anche un po' di fisico, nella fattispecie tagliapietra con Escala. Ricordiamo che gli azzurri hanno in panchina espulso per 2 minuti, ormai la sua espulsione è terminata, il numero 8 Bracali, che difficilmente rivedremo in pista quest'oggi, perché nel caso di ulteriore cartellino blu dovrebbe saltare la finale di domani, qualunque essa sia, e dunque con il risultato messo sul 4-0 è meglio non rischiare. Fallo di squadra intanto fischiato in movimento a Colamaria per un blocco irregolare. È il quinto anzi degli azzurri, uno solo per la Spagna. Nadal, attenzione, punta l'uomo, lo ferma Carrieri, in qualche modo Colamaria, fallo di squadra, giusta la decisione dell'arbitro, non c'era niente di più. Il tocco sul bastone di Colamaria è stato netto e la decisione del direttore di gara appropriata. Un inizio di secondo tempo decisamente più equilibrato, con la Spagna un po' meno oppressiva sul portatore di palla azzurro. Ora subito però il raddoppio alla balaustra con Colamaria che prova a liberarsi, commette fallo trattenendo l'avversario. Attenzione perché il contafalli sta salendo rapidamente, siamo già a quota 6. Escala, stavolta il controllo difficile di Nadal, che però ne tira fuori un'azione pericolosa per Casas, e attenzione, cartellino blu per Colamaria. Cartellino blu per Colamaria per il fallo, lo rivediamo. Considerato volontario lo sgambetto sul numero 3 Casas. 3 minuti e 09, 2 minuti per Colamaria, è la seconda espulsione degli azzurri, la prima per Colamaria. Ci sarà il tiro diretto sulla pallina, c'è già Casas che ha realizzato il primo tiro diretto, il gol del 4-0, quindi subito occasione per il 5-0. Avevamo detto che l'Italia e Spagna erano partite un po' più in equilibrio in questo secondo tempo, ovviamente questa è già una situazione molto molto difficile per gli azzurri. Finora è il quarto tiro
diretto, anzi il secondo diretto a cui si aggiungono 2 rigori per la Spagna in questa partita, a testimonianza di una difficoltà davvero pesante per gli azzurri. Prova Casas ora contro Mugnaini, alza la pallina a Casas, questa volta la pallina è fuori, ma Mugnaini si è mosso prima, dice il signor Casimiro, sulla palla trasportata da... Assolutamente corretta la decisione dell'arbitro. In effetti il replay dimostra che si è spostato prima del tempo Mugnaini, quindi Casas avrà una seconda occasione. Stavolta Casas va direttamente al tiro, colpisce la base del palo e dunque rimane sul 4-0 il risultato, ma ora la Spagna gioca per la prima volta in superiorità numerica nel corso di questa partita. Va subito alla manovra veloce col tiro di Casas, pallina alta e punizione in favore degli azzurri. 20 secondi trascorsi di questo power play. In panchina c'è Tomba pronto ad entrare nel caso l'Italia dovesse subire il gol. Carrieri per De Bari. De Bari deve superare la metà pista, lo fa con questo passaggio per Tagliapietra, che poi non può far altro che sparare in avanti. Guadagnato qualche manciata di secondi la formazione azzurra. Spagna che si piazza, Italia pure. Triangolo difensivo con Carrieri avanzato, quindi il giocatore è costretto a muoversi di più, e subito la Spagna alla doppia conclusione con Escala, che ha tentato una deviazione sulla quale è stato molto attento Mugnaini. De Bari sparacchia in avanti. Subito di nuovo la Spagna, un minuto andato, ce n'è un altro, poco meno. Casas, Armengol, anzi Abreu, ancora Casas. De Bari ci si mette davanti e ferma la conclusione. Attenzione al tiro spazzato da parte del numero 4 Coppa. Recupera palla ancora Casas, Coppa, e arriva il gol in contropiede su una pallina che era stata inizialmente recuperata e poi persa dagli azzurri. Non hanno potuto fare niente in difesa, l'errore di Carrieri, e il gol del 5-0 porta il minuto 4:40 e la firma di Coppa. Dunque allunga ulteriormente la Spagna, entra Tomba con la Maria ancora in panca puniti. Partita praticamente in ghiaccio ora per gli spagnoli, lo era già in precedenza, ma questo inizio di secondo tempo poteva rappresentare una svolta soltanto nel caso in cui l'Italia fosse riuscita a recuperare, a mettere in difficoltà la Spagna. Invece è successo l'esatto contrario a causa di un tiro diretto scaturito dall'espulsione di Colamaria. Ripartono gli azzurri. De Bari largo per Tagliapietra, fallo, anzi fallo di 5 secondi, quindi nuovamente una pallina persa per l'incapacità di superare la linea di centropista da parte degli azzurri. Spagna che torna in avanti con Andreu per Casas. All'indietro c'è il numero 2 Nadal, carica il tiro Nadal, una deviazione di Tomba, poi Tagliapietra si fa superare nel recupero dal giocatore spagnolo che gli ruba 1 metro su 2. Ancora un passaggio preciso per gli spagnoli che dominano in tutte le parti della pista, scivolano sul bagnato in questo caso e regalano la pallina agli azzurri. Guardate, ancora sul 5-0, la Spagna sempre costantemente in pressione sul portatore di palla. Sbagliato il passaggio per Tomba, che non riesce ad agganciare. Andreu, palla all'indietro per Nadal.
Ancora Andreu, senza fretta la Spagna con Goussinier, si prova Carrieri, Goussinier però si libera della pallina per Nadal, giro dietro porta, c'è ad attenderlo il numero 8 Armengol, poi pallina che scappa in avanti, il portiere la spedisce in avanti, Tomba la protegge e la porta via, subito però pressato da due, Tagliapietra, già in difficoltà gli azzurri, De Bari supera il centropista, Carrieri, ancora Tomba, passaggio in mezzo dove non c'è nessuno, la palla era per De Bari, attenzione al tentativo di Armengol, la deviazione che fa terminare alta la pallina, ancora la Spagna che recupera con Goussinier per Andreu, Nadal, ancora Goussinier, trova spazio, va alla conclusione, non trova però la mira, Tomba, prova a muoversi De Bari, pallina indietro per Tagliapietra, va a piazzarsi Carrieri, ancora De Bari, Tomba, De Bari in avanti sulla sinistra, l'intervento a rallentare il gioco di Goussinier e poi la pallina persa da De Bari, contropiede 2 contro 1, attenzione con la conclusione da parte di Andreu che trova pronto Mugnaini e poi il gol che arriva su una pallina che esce da dietro porta, è il gol del 6-0. Vediamo chi lo ha realizzato, il numero 8 Armengol, guardate, pallina messa in mezzo, anzi non è uscita, è proprio stata messa in mezzo, in ritardo il difensore, Armengol dopo 7 minuti e 22. Sigla un pesantissimo 6-0 e la partita non è finita, non siamo nemmeno a metà del secondo tempo, 2-0 il parziale di questa ripresa, autostrade aperte per la Spagna, Italia completamente scomparsa dal rettangolo di gioco. Difficile anche da raccontare questa partita perché la superiorità spagnola è quasi imbarazzante, la conclusione di taglio di Ortigosa e la punizione in favore degli azzurri. Tagliapietra sulla pallina, vicino a lui De Bari. Ricordiamo che l'Italia non può di fatto schierare Bracali per non metterlo nelle condizioni di saltare la partita di domani. A questo punto la partita finale terzo-quarto posto come contro la Francia, che oggi ha perso 2-0 contro il Portogallo già in finale. Spagna destinata a raggiungerlo al termine di questa gara che sta dominando e che conduce per 6-0. Ancora tutto lo spazio possibile per Armengol, poi cincischia anche Mugnaini. In velocità va via Ortigosa, lo trattiene in qualche modo il difensore, ma è sempre la Spagna che recupera. Più veloci, più rapidi, più reattivi e ovviamente anche più carichi gli spagnoli rispetto agli azzurri. Nadal per Armengol, dietro porta di Armengol, pallina sporcata ma sempre in arrivo Ortigosa, si muove dalla parte opposta Nadal, riceve, pallina però su cui arriva Carrieri, c'è un fischio da parte dell'arbitro, esce De Bari, entra Uva, eccolo qua, riceve il numero 7 azzurro, subito 2 su di lui, si destreggia bene, poi scivola e cade, tutto regolare. Attenzione al 3 contro 2 della Spagna con il passaggio, il tocco di pattino di Nadal, non lo hanno visto gli arbitri ma ha recuperato la formazione azzurra. Uva per Tomba, da questi a Tagliapietra, ancora Uva, di nuovo Tagliapietra,
Carrieri, 2 su di lui subito, tocco sul bastone, questo era fallo. Pallina persa, Armengol. Attenzione ad Armengol che trova spazio, va a chiuderlo Uva per impedirgli almeno di puntare direttamente sul portiere. Ortigosa, la parata di Mugnaini, ancora la Spagna con Nadal. All'indietro per Ortigosa, intercettata la palla da Carrieri. Vediamo cosa può fare, cade a terra Tomba, Carrieri è da solo, va sul fondo, si porta a casa un fallo di squadra, era il massimo che poteva fare. 6 gol spagnoli, 6 marcatori differenti, ci fa notare Stefano Zamperin. Ruba palla ora Tagliapietra che prova un alza e schiaccia che però non si conclude positivamente. Dietro porta hanno la meglio poi gli spagnoli che possono ripartire in avanti. Nadal per Ortigosa, ancora Nadal. Pallina messa in mezzo, questa volta non precisa. C'è il tocco di Mugnaini che poi deve intervenire di nuovo per togliere di mezzo Armengol che si era liberato dell'avversario. Nadal ora, serie di finte su Tomba. Pallina all'indietro per Armengol. Si accentra il numero 8, cerca il passaggio per Gussigné che ha un buon tiro dalla distanza. Preferiscono costruire però gli spagnoli con Nadal. Palla ancora all'indietro. Parte in velocità Ortigosa, supera Tagliapietra ma si allarga troppo. 10 secondi, deve chiudere la Spagna. Intanto il giocatore spagnolo si porta via il bastone di Tagliapietra senza che gli arbitri nemmeno fischino il fallo. 20 metri lo ha portato avanti. Tagliapietra lascia lì la pallina, parte il contropiede della Spagna con Armengol che prova a fare tutto da solo. Mugnaini ci mette una pezza, poi Armengol si ritrova la pallina sul bastone al limite dell'area. Tomba per Carrieri, è da solo contro 3, non può fare altro che puntare e ovviamente viene fermato senza problemi dai giocatori spagnoli. Poi Tagliapietra che recupera Carrieri ancora in mezzo all'area, fallo di squadra. Time out chiesto dalla Spagna, fallo di squadra numero 5 per gli spagnoli. 6 ne ha commessi l'Italia, ma quello che pesa in questa partita è il risultato. 6-0 in favore della Spagna. 7 minuti e 19 ancora da giocare. Cambio tra gli azzurri, fuori Carrieri, dentro Polverini nel tentativo di sbloccare almeno quello 0 sulla casella dei gol fatti, che davvero pesa tantissimo per la nazionale azzurra, come pesano i 6 gol di passivo maturati in una gara a senso unico, con la Spagna assoluta padrona della pista più nel primo tempo che in questa ripresa. Diciamo che dopo il 6-0 anche gli spagnoli stanno cominciando a pensare alla partita di domani e quindi a risparmiare energie, perché domani con il Portogallo sarà battaglia alle 21 qui per la finale per il primo e secondo posto. L'Italia dovrà accontentarsi della finalina come fu lo scorso anno a Paredes contro la Francia, esattamente come accade lo scorso anno a Paredes. Sarà più difficile però, perché la Francia di quest'anno l'abbiamo vista messa in difficoltà sia la Spagna che il Portogallo, più di quanto non abbia fatto l'Italia. Forse un po' meno col Portogallo, un po' sicuramente di più contro la Spagna, e ha un portiere formidabile con una squadra come quella azzurra che fatica a trovare la via del gol. Tocco fuori porta da parte di Merino. Tagliapietra prova dalla distanza, pallina nettamente fuori bersaglio. Non possono provare la deviazione Uva e Polverini, che erano al centro dell'area. Gussigné per Ortigosa, da questi a Nadal. Ancora Ortigosa, gioco infinitamente più lento rispetto al primo tempo, decisamente meno interrotto
rispetto alla prima frazione, ma dovuto soprattutto alla Spagna che ha cambiato atteggiamento. Prova queste accelerazioni con Ortigosa, attenzione all'alza e schiaccia dalla parte opposta, non chiude Tomba sul secondo palo e fa quello che vuole l'attaccante spagnolo. 13-29. Non abbiamo visto chi ha segnato il gol. Nadal dovrebbe essere stato con il numero 2. Tanto la Spagna si permette anche il lusso di cambiare il portiere. Confermiamo il gol di Nadal in alza e schiaccia da dietro porta. 7-0, cambio portiere. Dentro con il numero 10 Ian Garcia al posto di Eloy Mejino, che finisce la sua partita imbattuto. Di nuovo dal centropista l'Italia con Tomba per Uva. Tagliapietra al centro dell'area, riceve il numero 7, provano a scambiare, prova l'alza e schiaccia Uva, attenzione perché parte il contropiede degli spagnoli con Ortigosa che colpisce la traversa. C'era solo Polverini, azzurri ora in 3 contro 1, però non arriva nemmeno il passaggio di Tagliapietra per Tomba. Questa sera non riesce veramente nulla alla formazione italiana. Tomba, passaggio per Polverini, all'indietro per Tagliapietra. Sbagliato il controllo di Polverini, parte il contropiede, ancora 2 contro 1. Ci mette questa volta il bastone provvidenziale Tomba ad evitare l'ennesima conclusione. Attenzione a Casas che spuntava dalle spalle di Uva e intanto anche l'Italia si prepara al cambio del portiere. Maggi sulla panchina dei cambi al centro della pista, entrerà al posto di Mugnaini. Questa sera nemmeno lui è servito ed è bastato a fermare la furia degli attaccanti spagnoli, favorita da un atteggiamento estremamente passivo della squadra azzurra in tutte le zone della pista. Fa quello che vuole la Spagna, praticamente il torello in questa fase. Si ostacolano tra di loro i giocatori spagnoli. Parte Uva in contropiede lanciato da Polverini. Uva però si deve fermare, prova a cercare un'azione in penetrazione, perde palla ma non controlla Tomba. Ne nasce un altro 3 contro 2. Ancora Spagna. Ortigosa, Gussigner, fermato da Uva che però perde subito il controllo della pallina. Ne nasce un altro 3 contro 2, ancora un contropiede, ancora una conclusione. Questa volta Gussigner mette alto, time out chiesto dalla panchina azzurra, cambio in porta, entra Maggi ed esce il numero 10 Marco Mugnaini. 4:16 ancora da giocare, 7-0 per la Spagna. Italia che riprenderà con Tagliapietra, Tomba, Polverini e Uva. Non più entrato, come avevamo detto, Bracali dopo l'espulsione a fine primo tempo. Non è più entrato nemmeno Colamaria, anche se Colamaria di cartellini blu al passivo ne ha uno soltanto, quello di questa sera, perché l'altro giocatore con cartellini è Uva che ne ha uno, preso nella partita contro il Portogallo. Spagna che invece si ripresenta in pista con Ian Garcia, tra i pali il capitano Copa, il numero 5 Escala, il numero 3 Casas e il numero 9 Andreu. Si riparte con una punizione, però prima bisogna terminare di asciugare la pista sotto la panchina della Spagna. Ricordiamo che domani si giocano le ultime partite di questo europeo, le finali alle 15 e alle 17, le finali per settimo, ottavo e quinto, sesto posto. Alle 19 giocherà l'Italia contro la Francia
per il terzo posto, la medaglia di bronzo, e alle 21 invece saranno di nuovo Spagna e Portogallo a giocare per l'oro. Noi ovviamente saremo in diretta alle 19 per la partita degli azzurri, mentre tutte le altre partite le potete seguire sulla web TV della Confederazione Europea World Skate Europe all'indirizzo europe.worldskate.tv. Giornata conclusiva del campionato europeo, primo appuntamento stagionale con le nazionali azzurre, poi ci sarà il grande appuntamento di San Juan con i 3 mondiali under 19, senior maschile e senior femminile tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Un regalo spagnolo, uno dei pochi, la conclusione di Uva sopra alla traversa. Intanto entriamo fra un po' negli ultimi 3 minuti di gioco di questa semifinale tra Italia e Spagna, risultato non in discussione ormai da tantissimo tempo, forse già dalla fine del primo tempo, sicuramente dai primi minuti del secondo. 7-0, uno dei passivi peraltro più pesanti dell'Italia contro la Spagna negli ultimi anni, soprattutto in under 17. Risultato che però è lo specchio fedele di quello che si è visto in partita. L'Italia di fatto ha avuto una sola possibilità di entrare in partita sul 2-0, quando Tagliapietra si è trovato sul dischetto dei 7,40 per un tiro diretto, sbagliato quello e non trasformato il power play. L'Italia si è praticamente spenta e la Spagna ha trovato campo aperto per fare praticamente quello che ha voluto. Polverini prova con questa conclusione dalla distanza, la deviazione di Uva, che non ha la fortuna di trovare lo specchio della porta. Dalla parte opposta ci prova ancora la Spagna con Escala e Andreu che manovrano. Copa, Casas, lungo fraseggio degli spagnoli che non affondano il colpo, adesso girano al limite dei 45 con l'Italia che si limita a controllare. Questo ovviamente fa scorrere velocissimo il cronometro verso la conclusione, ma lo ripetiamo, non c'è più nessuna possibilità, non c'è da tempo nessuna possibilità di recuperare questa partita. Attenzione alla conclusione di Escala e poi di Casas, doppio intervento da parte di Maggi, che lo ripetiamo è entrato al posto di Mugnaini qualche minuto fa nelle fasi finali di questo secondo tempo che sta ormai per arrivare alla sua conclusione. Manca 1 minuto e mezzo, poco meno, alla sirena finale che sancirà la qualificazione della Spagna alla finale di questo campionato europeo, dove si presenta da padrona di casa e campione in carica. La rivincita dell'europeo di Paredes, in cui la Spagna andò a vincere sulla pista del Portogallo. Ci prova Tomba con questa azione personale, non riesce però ad andare alla conclusione. Inizia l'ultimo minuto di gioco con Escala che scambia con Copa. Andreu, ancora Copa, Tagliapietra in un accenno di pressing. Escala, Andreu, ancora per Casas. Andreu non può tenere palla fino alla fine la Spagna, che ora proverà ad andare alla conclusione. Polverini intercetta questa pallina, prova ad andare da solo. Polverini si allunga e va alla conclusione. La parata, una delle pochissime dei portieri spagnoli, di Garcia con il casco. Countdown già allo scadere, finisce qui. L'Italia esce dal campionato europeo in semifinale, domani giocherà per il bronzo contro la Francia. Non c'è stata partita contro i padroni di casa della Spagna, troppo forti gli uomini di Carlos Cortijo. Partita già chiusa dopo i primi minuti del primo tempo, definitivamente in frigo per quel che riguarda il risultato all'intervallo. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi al meglio in questa partita, anzi forse possiamo dire la peggior prestazione
dell'Italia qui a questo europeo. Bisogna però risollevarsi perché c'è una medaglia da andare a prendere domani alla Francia, che non sarà sicuramente una comparsa. E dunque chiudiamo il collegamento qui dal Pavillon Olympique dell'Ateneo di San Sadurní d'Anoia ricordando il risultato finale: Spagna batte Italia 7-0. Domani alle 19 Italia-Francia per il bronzo, in diretta anche sul canale YouTube di FISR TV, e alle 21 invece su europe.worldskate.tv la finale europea, ancora una volta affare privato tra Spagna e Portogallo. Da Marcello Bulgarelli grazie per averci seguito fin qui, ci sentiamo domani alle 19 per andare alla conquista della medaglia di bronzo a questi campionati europei Under 17 di hockey su pista.